iniziativa che chiamiamo conferenza, l'abbiamo cercato di chiamare conferenza, abbiamo cercato di termine perché non volevamo chiamarla stati generali perché foriera magari di qualche esito magari negativo. E io ho ascoltato molto gli interventi dei presidenti e con loro avevamo anche parlato all'inizio, quando avevamo ideato questo tipo di iniziativa, sul fatto che vorrei parlare magari questo tipo di iniziativa perché non è un'iniziativa che vuole dare dal nostro punto di vista, dal punto di vista anche regionale, un'indicazione di quale sarà la strada. Siamo qui per costruirla insieme la strada e costruirla non solo sui dati che abbiamo visto, ma costruirla su un obiettivo che ci dobbiamo dare come sistema. Voi sapete come la penso io sui veneti, sono bravissimi, eccezionali, però vogliono fare rete e non la faranno mai rete. Solamente se c'è una visione importante, forte, alta e se c'è un obiettivo da raggiungere importante, forse si metteranno insieme. Lo hanno fatto in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni, perché c'è la crisi economica, se no i veneti in qualsiasi settore lavorano da soli e fanno fatica a fare sinergia. Quindi ci vuole una visione alta. Così come molte delle iniziative che abbiamo in qualche misura abbiamo messo in campo in questi ultimi anni e mezzo, penso a alcune iniziative importanti a livello internazionale, al Columbus Day, piuttosto che quello che faremo ad Aros, piuttosto che al simposio dove ci saranno 350 tra giornalisti e tour operator americani, piuttosto che gli strumenti finanziari messi a disposizione, piuttosto che mille altre cose che vengono fuori dalla giunta regionale, sono iniziative che nascono e si concretizzano ascoltando e parlando con i vostri responsabili delle associazioni. Questo per dire cosa? Per dire che purtroppo non possiamo più permetterci di avere la possibilità di dialogare una volta ogni tanto e tirare fuori qualche idea. La Regione Veneto ha una grande responsabilità, un'enorme responsabilità. Non è solamente quella di avere delle persone ai vertici, di qualsiasi tipo di vertici, dagli APT ai comuni, alle province, alle regioni, alle associazioni intelligenti. Abbiamo necessità di avere una visione di medio-lungo periodo. Non possiamo sperare che arrivi o un assessore che faccia bene o male o un rappresentante di associazione di categoria che sia intelligente oppure no per fare qualcosa di positivo. Non esiste. Il progetto, la visione deve andare avanti con o senza l'assessore di reparto, perché il motore del turismo del Veneto è un motore che va al di là dell'istituzione stessa, che sta nel cuore dell'economia del Veneto. Prima si parlava di numeri e quelli sono i numeri che devono essere sostenuti e sicuramente anche sviluppati. Dico perché prima si parlava, ho sentito l'intervento del dottor Zanin, sull'utile, sul reddito delle imprese. Quello è il parametro. Quindi anche le risorse che mette in campo e la volontà nella gestione delle risorse che mette in campo la regione o le province o le APT o i consorzi di promozione turistica o i comuni non servono a nulla se non hanno poi un riscontro diretto, chiaro, limpido per la promozione del territorio, per l'utile, per il reddito delle imprese. Tutto il resto è chiacchiere, vuol dire sono tanti soldi che da parte della regione, quindi mi metto io per primo, possono essere tranquillamente buttati via. O abbiamo una visione sistematica e sistemica del destino del Veneto, oppure continueremo a finanziare a pioggia, speriamo di non averlo fatto in questi anni, però non avremo nessun tipo di riscontro diretto. Ecco perché io dico che abbiamo, e il 4 dicembre lo vedremo, avremo una grande responsabilità come Veneto, perché ci vedono da Roma come leader assoluto in termini di turismo, come punta avanzata in termini di turismo, e abbiamo una responsabilità di indicare anche al ministro Brambilla quale è la prospettiva del mercato italiano vista dalla Regione Veneto, perché si aspettano anche questo. Non pensate che questo il motore che rappresentate voi, altre regioni siano coscienti di avere lo stesso tipo di forza. Loro pensano che il turismo, molte regioni pensano che il turismo sia una piccola appendice di tutto un sistema socio-economico. In Regione Veneto è un tema leader, quindi tutti noi
con le nostre anche difficoltà proprio legate all'individualismo, abbiamo una grande responsabilità di indicare la strada a noi stessi e indicare la strada anche al governo di quello che succederà. Ecco perché io insisto sul fatto che abbiamo voluto questo tipo di conferenza, stati generali, chiamiamoli come vogliamo, perché il 4 dicembre venga prodotto un lavoro che indichi la prospettiva di medio-lungo termine. Abbiamo chiesto al CISET di fare un'analisi dei dati attuali, e li avete visti, con una congiuntura economica di un certo tipo, con delle difficoltà che abbiamo sottolineato, che i presidenti hanno sottolineato, però l'abbiamo detto, bene, ricordiamolo, però è messo da parte. Il risultato del 4 dicembre è quello che faremo e quello che saremo nei prossimi 15 anni, nel medio-lungo termine, e quello che dobbiamo fare e che tipo di risorse, quante risorse, come devono essere destinate, che tipo di passo indietro deve fare la regione, se deve farla, la provincia se deve farla, gli APT, i consorzi di promozione, oppure passo in avanti, che tipo di obiettivo concreto che dobbiamo darci, perché il risultato finale deve essere la soddisfazione delle imprese turistiche nel fare reddito e di conseguenza la qualità di tutto il sistema socio-economico del Veneto su questo comparto. Il resto è aria fritta, è aria fritta. Ci sono alcuni comparti che devono essere completamente rivisti nella strategia, ristrutturati, alcuni subiscono la crisi economica, altri invece devono guardare dentro se stessi per ridisegnare la propria strategia in una visione generale e puntare a livello internazionale. Non possiamo più permetterci di sprecare risorse se non in una visione chiara, limpida. È stata consegnata una rivista molto semplice, è la prima, e come qualsiasi rivista o strumento che nasce per la prima volta è soggetta e deve essere soggetta solamente a migliorie. Ma perché l'ho voluta? All'interno di questa rivista ci sarà non la promozione del Veneto, quanto siamo bravi, quanto siamo belli, ma agli operatori verrà detto esattamente quello che succede nel Veneto, quello che farà la regione nei prossimi mesi e tutto ciò che a loro può servire per poter essere competitivi, informare il cittadino, avere in mano gli strumenti finanziari, conoscere gli strumenti finanziari a disposizione, qual è la visione anno per anno e anche negli anni a seguire. E quindi l'intervento non sarà solo della giunta regionale, ma dei rappresentanti delle categorie, che anche loro devono, insieme alla regione, evidentemente, se hanno concordato il programma, esattamente indicare qual è la strada. L'operatore, anche il più piccolo, chi ha un esercizio il minimo possibile, deve esattamente sapere cosa succede in Veneto, cosa succede giorno per giorno, il punto di informazione, il servizio che deve dare al cliente, ma questo piccolo servizio che è annuale deve essere legato a una visione strategica, sapere dove andremo a finire, e questo è quello che noi vogliamo. Ecco perché prima parlando anche con Marco dicevamo ma possiamo dire poco, in effetti vogliamo dire poco, perché adesso le varie sessioni di esperti, voi stessi dovete dare le indicazioni, però ripeto per l'ennesima volta perché a volte non si capisce, ma anche per ricordarlo a me stesso, non ci interessa l'analisi dell'attuale, dall'esistenza dell'attuale, a noi interessa il documento per i prossimi anni, sapere cosa dovremo fare e cosa saremo nei prossimi 20 anni. Questo è quello che chiediamo. Per il resto in bocca al lupo e speriamo che il 4 dicembre si possa essere un'indicazione per noi stessi ma anche per il governo italiano.